E quindi adesso andrà avanti con una ricerca da parte dell'azienda sanitaria, nonché proprietaria dell'area, per avere delle idee di rigenerazione del parco, quindi non solo recupero e conservazione del valore del patrimonio edilizio, quanto occasione di ritorno del parco alla città e di connessione quindi con quelle che sono con quello che è il territorio, offrendo un nuovo modo d'uso del parco compatibilmente con quelle che sono le destinazioni dell'azienda sanitaria. Quindi gli studenti sono stati coinvolti direttamente in questa... Gli studenti hanno fatto un sopralluogo, poi sono stati coinvolti nel progetto, abbiamo costruito 3 gruppi e abbiamo dato 3 indicazioni di massima che oggi gli studenti portano a sintesi. Proprio a partire dal parco, cioè dal vuoto, e non tanto dal vuoto degli edifici, ma dal vuoto del parco, meglio dalla risignificazione del parco, abbiamo invitato gli studenti a pensare a un parco dello sport, cioè a densificare, a completare edifici e spazi aperti con attività sportiva, che a fianco all'ASL ha una forte integrazione, oppure un parco della wilderness, cioè un luogo di convivenza con gli animali, con specie diverse, cioè un luogo di natura estrema che potrebbe essere un luogo di biodiversità, ma anche ovviamente un luogo turistico potenzialmente. E infine un parco un po' differente, un parco della memoria, cioè pensare che gli edifici e gli spazi aperti, ma soprattutto gli edifici in questo caso, diventino il luogo dove raccogliere gli archivi della città, gli archivi degli artisti della città, dei tecnici, insomma la memoria della città. Quindi un luogo dove non tanto le persone ma le cose riposeranno e saranno disponibili per tutti. Gli archivi sono un patrimonio che produce sapere, quindi un luogo che produce sapere. In tutti e 3 i casi la convivenza con le attività dell'ASL è possibile, soprattutto nei primi 2 è anche interessantissima, e in tutti i casi la città e il quartiere di Sant'Osvaldo potranno avere un parco a disposizione per la loro vita quotidiana. Cioè, per gli studenti è stata quella di essere calati su un caso concreto, hanno avuto l'occasione di affrontare una tematica ampia, complessa, articolata e la disponibilità da parte di interlocutori esterni, pensiamo alla soprintendenza, pensiamo ai stessi componenti del tavolo di lavoro, ai tecnici che lavorano per la gestione del parco, quindi col comitato di quartiere. L'occasione appunto per provare, per sperimentare cosa significa pensare per la città. Grazie. Sono concrete nel senso che sono possibili. Una roba bella. Grazie, sempre molto gentile con noi. Bene, buongiorno. E a questo punto come ci organizziamo? Innanzitutto quanto tempo ha da dedicare? Allora, Ma io la considero un'operazione straordinaria. Questa città ha la possibilità di recuperare un'area simbolicamente importante come quella di Sant'Osvaldo. La Regione destina 25 milioni di investimento a questo recupero e noi scegliamo insieme a mettere a fattor comune l'esperienza di diversi soggetti, la Regione, il Comune, la Soprintendenza, l'azienda sanitaria e l'Università. E l'Università lavora con i ragazzi alle ipotesi di riqualificazione che oggi vedremo in 3 progetti che vengono presentati come tesi di corso di laurea. Io penso che sia uno sforzo e un metodo importante anche per il valore che quest'area simbolicamente assume e mette insieme una serie di elementi importanti, sociali, culturali, ambientali, sanitari. Quindi vedremo dalle loro idee che cosa si potrà raccogliere per poi mettere a terra, come si dice, un progetto puntuale affinché queste risorse possano essere messe a disposizione di un intervento che io giudico estremamente importante
ripeto, in un'area che ha bisogno di una rigenerazione che tenga conto del valore della storia, ma consenta ai cittadini di poterla vivere un po' di più rispetto a quello che è stato nel passato. Il direttore e il coordinatore.